grazie ai ragazzi di Salerno. Ma una volta elaborato il progetto Salerni abbiamo pensato che con la instabilità anche mia, oltre che del museo, la sede poteva essere una città meravigliosa e memorabile che è Matera. Arrivò a Matera nel 2013 e fu tra gli strumenti che hanno portato la città ad ottenere la capitale europea della cultura per il 2019. Per un anno, dentro i sassi di Matera, questo percorso suggestivo ha dato prova di quello che Matera potrà fare nel 2019. Arrivati alla fine di quell'esperienza è iniziata l'Expo di Milano. Sono stato chiamato come ambasciatore della regione e per una mostra all'interno dell'Expo fatta con Farinetti del Padiglione Iana il percorso dell'Expo. Ebbene, notizia che ti do, nel momento in cui il museo ha sostenuto l'immagine della città, Mantova è diventata capitale italiana della cultura nel 2016. Non potrà essere la terza tappa, non solo di buona fortuna anche a Catania. Quindi le due sedi sono state insignite di questo importante ruolo per la cultura. Questa è la premessa che io felice che tu ascoltassi. Portato da Inzerillo per vedere quelle che io ho scelto, le opere di tante possibili testimonianze del mondo dell'arte rispetto alla follia, come avevo fatto nel posto di Siena, d'altra parte con 10 cabine, era per i malati di mente. Ma sentite il trauma di essere anche voi, siete trascinati in quel male, in quella malattia. E vedete, tratti sempre dalla credenza siciliana, le mummie delle catacombe dei Cappuccini, reinterpretate da Inzerillo con l'apparizione di queste figure come in un film dell'orrore, che sono scheletri che raccontano la loro vita disperata, come nella classe morta di Canto, gli studenti che sono studenti dell'aldilà della morte, e poi anche un Cristo che sta giocando a carte con uno che non c'è, immagini evocative di una follia che egli interpreta lucidissimo, perché vuol dire tutto l'Inzerillo, meno che non sia lucido, ma per continuare il cartellino, per liberarsi dalle regole della società. E così ci fu uno scontro molto epico, in cui forse avevo anche il mio torto dell'aggressione, ma la verità di dire il matto è uno che non vuole stare nella vostra società, comunque sia, non cerca il meglio, non vuole cambiare il mondo, vuole trovare un luogo dove vivere almeno come un animale libero. Questo è il messaggio di Ligabue, questo è il messaggio, che non è messaggio ma è interpretato, e tutto questo è impaginato a Catania in maniera talmente travolgente che non dirò che mi sono commosso, ma mi sono emozionato, sono felice che la nostra città abbia una mostra così varia, così ricca, così bella, al di là della mia clientela, per la potenza di invenzione della regia di Inzerillo e della possibilità che questo luogo ha dato che un museo vivesse dell'altro, rendendo l'uno vivo l'altro. Quindi ciò che qui è dentro dà senso alla follia, il museo della follia dà senso al grande patrimonio di questo straordinario museo.